La Castrome Favara non riesce a vincere e deve accontentarsi dell'ennesimo pareggio casalingo. Avversaria di turno la San Cataldese, concorrente diretta nella salvezza. I ragazzi di mister Pietro Infantino continuano a giocare bene, ci mettono il cuore, ma non riescono a conquistare l'intera posta che a questo punto del campionato sarebbe stata importantissima. L'incontro si chiude in parità, 1-1. I tifosi accorsi in gran numero allo stadio, dove si è visto anche il ritorno degli ultras della curva nord, speravano nel risultato pieno dopo le due sconfitte consecutive con Pompei e Siracusa, ma la vittoria è stata ancora rinviata. La San Cataldese di mister Pidatella, dal canto suo, seguita da un folto numero di tifosi, porta a casa un punto prezioso e prosegue il suo cammino verso la permanenza in Serie D. Ad andare in vantaggio sono gli ospiti, calciolangolo battuto da Sottile e Paladin di testa in sacca. Il Favara, per nulla scoraggiato e domo, riparte a sprombattuto e ad un paio di minuti dal riposo pareggia con Varela, che trasforma un calcio di rigore concesso per l'atterramento di Traoré da parte di Suarez. La Castrome Favara rientra in campo decisa a conquistare l'intera posta in palio con una ripresa che è stata quasi tutta di marca giallo-blu. Favara che produce una gran mole di gioco ma non riesce a trovare la via del gol. Al 72esimo è la San Cataldese a sfiorare il colpaccio. Catania, appena entrato, non realizza soltanto perché Scuffia si allunga oltre i suoi 2 metri e devia in angolo un insidioso tiro. Un punto che smuove la classifica con la Castrome Favara che mantiene ancora un leggero vantaggio con la zona play-out, ma che non può più permettersi di perdere punti preziosi e importanti in casa. Vittoria desiderata da tutti già dalla prossima gara, quella interna con la nuova Egea Virtus di domenica prossima. Ma sentiamo i commenti dei protagonisti in sala stampa. In un altro sport avreste vinto i punti. Ma il calcio, come diceva Boscov, si vince chi mette la palla dentro, credo che è l'essenza del gol. Per il primo tempo noi abbiamo stavamo 0-1, cioè un calcio d'angolo e stavamo 0-1 dopo che avevamo costruito tantissime azioni. L'arbitro è stato bravo, però ci sono delle azioni forse in aria che potevano essere diversamente, però credo che lui ha fatto un'ottima partita. A noi interessa soprattutto l'atteggiamento della nostra squadra, lo stato fisico, perché ora ad aprile il caldo si farà sentire, però sotto questo aspetto siamo sereni. Poi addirittura dentro 3 attaccanti di ruolo. Sì, abbiamo cercato di fare altre cose, perché Calogero è più un trequartista che si tira fuori. Con Vaccaro in fascia abbiamo messo questi 3 attaccanti per cercare di questa finalizzazione in area, per riempire più l'area piccola della San Cataldese, però non ci siamo riusciti, però ci abbiamo provato, questo è importante. Io ho detto ai ragazzi oggi che al di là del risultato sportivo c'era la nostra professionalità, la nostra dignità, il nostro orgoglio, e credo che questi ragazzi possono uscire a testa alta dal campo, ma non basta, perché guardate la classifica, ancora dobbiamo fare punti importanti, abbiamo degli scontri diretti e su questo lavoreremo. Dobbiamo essere equilibrati, dobbiamo essere preoccupati tra virgolette nel modo giusto. E domenica c'è il bis. Eh sì, abbiamo un'altra partita, un altro derby. Oggi c'è Virtus ha perso in casa col Pompei, che da 6 partite ne ha 25, meritatamente si sono tirati fuori, e noi adesso aspettiamo il risultato di mercoledì Locri Gea Virtus e poi affronteremo questa partita con la stessa mentalità, con questa voglia di vincere, con questo piglio di andare in avanti. Credo che sono contento dei 2 ragazzini che esordivano, nel senso tra virgolette Traoré e Bontà, hanno fatto una grandissima partita e questo dà forza al gruppo, che qui non ci sono figli e figliastri e chi merita scende in campo per un unico obiettivo, quello di mantenere la categoria in questa città.
Abbiamo fatto una partita buona, abbiamo attaccato, abbiamo avuto tanta voglia di avere questi 3 punti, però ci prendiamo questo atteggiamento che è molto importante per affrontare la prossima partita. Una partita importante, dicevamo, uno scontro diretto che avete giocato a viso aperto. Certo, sì, noi fosse la prima o l'ultima, noi dobbiamo fare la partita nel nostro DNA, quindi dobbiamo lottare fino alla fine. Questo, sai, il campionato è durissimo. Il secondo tempo, come al solito, Favara più aggressiva, più in avanti. Il Favara gioca sempre nella stessa maniera, non si difende, crea tantissime palle dentro, non riusciamo a sfruttare quell'occasione, anche un minimo di fortuna a volte nel calcio ci sta. Credo che alla lunga poi alla fine i conti ci daranno ragione, quindi io sono tranquillo, fiducioso, ma vorrei che ci cambiasse un po' l'aria, anche un po' di fortuna ogni tanto potrebbe farci comodo. Certo, i 3 punti oggi avrebbero fatto comodo. Assolutamente sì, anche perché non avremmo demeritato nulla togliere alla San Cataldese, una squadra di tutto rispetto, un allenatore importante, messa bene in campo. No? Sono venuti a farsi la propria partita perché chiaramente per loro, come per noi, era importante, l'hanno giocata. No? È stata una partita difficile, molto tattica, fisica. Ripeto, il Favara a questi punti per le vicissitudini del campionato è la squadra una spanna superiore a tante altre che stanno dietro, quindi questo pareggio ha più valore. Quindi dispiace aver preso il gol a 2 minuti alla fine del primo tempo, perché magari sarebbe stata un'altra partita, però ritengo il risultato giusto per quello che si è fatto in campo.